La Gineria Restaurant e Cocktail Bar. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi porterò in un ristorante e cocktail bar che mi ha piacevolmente colpito. La Gineria a Santa Maria di Sala, a circa 20 km da Venezia. Diego, il proprietario, è un grande appassionato di quello che è il distillato più prestigioso e apprezzato del mondo, il gin, e con il suo cocktail bar e ristorante accompagna i clienti in un affascinante viaggio nel mondo dei cocktail, raccontando loro la storia che si cela dietro ognuno di questi straordinari drink e gli ingredienti di cui è costituito. Appena entrati si ha un bel giardino in cui si possono gustare i cocktail, ma quello che più mi ha colpito è il ristorante stesso all'interno. Una vetrina a vista con la carne disponibile sprona l'appetito. Qui si può mangiare un menù vario. Questo sceglie 2 percorsi paralleli, una serie di piatti disponibili ogni giorno dell'anno e un menù giornaliero creato in base alla disponibilità stagionale dei diversi prodotti. Inoltre, per chi vuole, c'è una scelta di piatti vegetariani. Noi all'inizio abbiamo assaggiato 2 gin molto buoni, ne abbiamo presi grandi. In realtà ci sono anche i ginetti e la scelta è molto varia. Attenzione perché più di 2-3 a serata potrebbe essere pericoloso. Si parte da fragole e limone, rabarbaro e zenzero, more e lamponi, sambuca e orchidea e molti altri. Il nostro preferito è risultato quello con il polpelmo rosa. Per quanto riguarda la cena, abbiamo mangiato 2 carbonare che abbiamo diviso veramente buone, quindi abbiamo preso 2 tartare e 1 chilo di carne alla griglia. Vastissima la scelta e il ristorante si rifornisce da produttori locali, scegliendo carni di primissima qualità. Vi lascio al resto delle immagini con i video del ristorante che mi è piaciuto veramente tanto e di quello che abbiamo mangiato. Per quanto riguarda il prezzo e alcune considerazioni ci sentiamo alla fine. Buona visione.
Per quanto riguarda le considerazioni finali, posto molto bello, mi è piaciuto un sacco e fatevi mettere nel soppalco in alto da sopra benissimo e potete vedere i barman che fanno i vari tipi di gin. Ho passato tutta la serata a guardare. Noi abbiamo mangiato troppo, potevamo prendere meno e quindi spendere un pochettino di meno perché abbiamo speso 250 euro in 4, un pochino tanto. Probabilmente se uno poi vuole comunque può prendere l'aperitivo, c'è una marea di gente fuori che prende l'aperitivo un po' meno che mangiano, a noi è piaciuto e alla fine siamo stati contenti. A voi la scelta, se qualcuno passa per Santa Maria di Sala noi ve lo consigliamo. Ciao e ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!